Buonasera a tutti, benvenuti allo stadio Luigi Failla. Oggi giornata speciale perché si inaugura il campo del Luigi Failla, nonostante essere già a buon punto il fatto che il campo sia stato inaugurato il 20 dicembre contro il Mazzara Calcio, quindi oggi c'è l'inaugurazione principale perché si giocano le sorti due squadre, Supergiovane Castelbuono e Geraci. Naturalmente la diretta parte nel pre-gara perché ci sono discorsi da parte degli amministratori, dei dirigenti delle due squadre per inaugurare al meglio il campo, lo stadio Luigi Failla. A breve andremo a enunciare le formazioni iniziali, a breve vedremo Supergiovane Castelbuono contro Geraci, 25esima giornata di campionato. Ricordiamo gli anticipi di ieri: la Nissa è riuscita a vincere per 3-0 contro il Castellammare, la doppietta di Agudi hanno permesso alla Nissa di fare tesoro dei 10 punti di vantaggio adesso, perché il Favara oggi affronterà il Mazzara, quindi qualora non dovesse arrivare la vittoria del Favara, l'Anis sarebbe a 10 punti, quindi mancherebbe un ultimo sforzo per consolidare il primato classifica, di volare in Serie D. Tanto breve pausa. E ritorniamo facendo un breve escurso su quello che
e il campionato di eccellenza con appunto gli anticipi della giornata di ieri, Castellammare Nissa 3-0 per la Nissa, poi l'Athletic di Palermo che invece ha perso in casa contro l'Accademia Trapani per 2-0. È arrivata anche una sconfitta per l'Aspra, la parte bassa della classifica, con la vittoria dello Sciacca che si è portata a pari merito con la super giovane Castelbuono. A chi oggi è veramente in difficoltà è appunto il Geraci, che deve assolutamente cominciare a fare punti, perché l'Accademia Trapani è arrivata a pareggiare i conti, quindi sarà sicuramente un testa a testa importante oggi con il Geraci, che è chiamato alla grande prestazione contro la super giovane Castelbuono. Intanto continuiamo a discorsi probabilmente rallentati un po' dal vento, perché è stato in quasi tutta la Sicilia perturbazioni importanti di vento, di turbine. Diciamo che se Failla fosse rimasto in terra battuta sicuramente questa partita sarebbe stata rimandata, sospesa, dato diciamo il vento che sicuramente permesso il normale svolgimento del gioco. Intanto per avvisarvi che il direttore di gara, il signor Salvatore Accetta, della sezione gli assistenti invece sono Trelli e Tocco, sempre di Barcellona Pozzo di Otto, quindi terra barcellonese al completo per una sfida che promette bene, una sfida che può dare una matematica certezza della salvezza del giovane Castelbuono, e soprattutto naturalmente la crisi per il Geraci che si prorogherebbe. Il Geraci non vince dalla gara contro l'Accademia Trapani, era la seconda giornata di ritorno del campionato, riuscì a vincere contro l'Accademia Trapani per 2-1, poi arrivarono 3 pareggi e 3 sconfitte, quindi fatto 3 pareggi e 4 sconfitte, e di fatto adesso mettono in serio rischio la panchina di Mirto, soprattutto la permanenza del Geraci in questa categoria. Ricordiamo che Geraci volte in quella storia di eccellenza, però nella stagione con la guida Bolcani e Mauro si era pensato il secondo anno invece sicuramente ecco, c'è una situazione non proprio bella, una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di promozione, dal campionato di promozione in eccellenza, è sicuramente un passo molto grande, quindi sicuramente c'è da tanto Tanto se riuscite a sentire, naturalmente il vento non ci permette determinate particolarità,
potrete ascoltare il discorso di Sandro Morgana, il presidente della LND Sicilia, che oggi è stato invitato da parte del Gruppo Giovani Castelbuono per assistere all'inaugurazione del nuovo Luigi Failla. Sicuramente, ecco, l'invito da parte di diverse celebrità, ma anche invito da parte di molte leggende del Castelbuono. Si chiamano leggende, sono ragazzi che hanno calcato per primi il campo in terra battuta. Sicuramente è un modo importante, perché si vuole, diciamo, dare un'impronta decisiva su quello che poi sarà il nuovo Luigi Failla, che ha avuto la possibilità già da dicembre di poter giocare il 20 dicembre. La prima partita è stata con Mazzano della compagine Madonna al ritorno di Coppa. Poi diciamo che c'è stato sicuramente un ritardo. Si voleva inaugurare il campo con tutte le istituzioni nella partita più importante della Super Giovane Castelbuono, non diciamo ai fini della classifica, ma per il prestigio, il derby delle Madonie. Scorso anno Super Giovane Castelbuono, che era in una posizione diversa rispetto a quella del Geraci, forse si toglievano anche quei tempi 10 punti, conseguenza era la quart'ultima partita del Geraci, quindi pressoché mancavano il Super Giovane Castelbuono ferma a 34, il Geraci a 48, quindi di conseguenza mancavano arrivati 14 punti. Quest'anno invece la distanza è di 11 punti tra le due compagini che sono arrivate in eccellenza, quindi riportando di fatto il derby delle Madonie dalle nostre parti, ma sicuramente erano partite con aspettative diverse. Il Giovane Castelbuono, sicuramente il Geraci era partito sicuramente per fare un campionato tranquillo, e diciamo che nel girone d'andata per il Geraci sono arrivati 20 punti, partendo diciamo con un piede sottotono. Poi nel girone di ritorno il Geraci sta soffrendo tantissimo. Scorsa settimana ha perso con la Folgore 2-1, Folgore in ripresa come l'Accademia Trapani, che ieri ha vinto con l'Athletic Club Palermo. Sicuramente in passivo è una situazione diciamo particolare per il Geraci, che ha fatto 3 pareggi contro Fulgatore, Castellammare e Mazzara 46, una vittoria con l'Accademia Trapani. Poi sono arrivate 4 sconfitte con Nissa, Favara, Folgore, l'applauso, e anche il parroco della chiesa di Castelbuono, della diocesi, Don Novara, che sta benedicendo il campo. Diciamo un po' in ritardo, però va bene.
Diciamo Geraci che ha subito le sconfitte contro Favara, Nista, Folgore, quindi non una situazione bellissima. Soltanto 6 punti nel girone di ritorno, quindi servirà oggi una prestazione di carattere contro la super giovane Castelbuono, che d'altro canto vuole ritornare alla vittoria dopo le due sconfitte con lo Sciacca e con il Favara, con lo Sciacca arrivata al photo finish con il rigore di Concialti e contro il Favara arrivata grazie alla magia di Ficarrotta che proprio contro la super giovane Castelbuono ha sfoderato il suo destro impetuoso sia all'andata sia al ritorno, il suo sinistro impetuoso di fatto realizzando 2 gol di caratura internazionale importantissimi poi per il proseguo di un campionato che il Favara molto probabilmente sboccerà nei playoff, molto probabilmente neanche passando dai playoff del proprio girone, quindi andando direttamente alle semifinali nazionali. Guardiamo che la squadra del girone A che si piazza vince i playoff del girone A di eccellenza siciliana affronterà la squadra che nel girone A di eccellenza campana si è piazzata seconda per i playoff, che ha vinto appunto i playoff. Sicuramente sarà molto tosto ancora il campionato che finirà il 27 di aprile. I playoff con molta probabilità si disputeranno a giugno, quindi passato un mese dalla fine di tutti i campionati. Intanto qui in cerchio ci sono i pargoli della scuola calcio castelbuonese. Al centro il presidente della sua giovane Castelbuono, presidente onorario Giuseppe Vaccaro e il presidente Giuseppe Genchi, che quest'anno compongono l'area dirigenziale di questa squadra, che ferma a 37 punti, 11 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. È una squadra che però oggi non ha per nulla intenzione di perdere, perché la partita è molto importante, è un derby. I derby, come dice una checca calcistica, non si giocano ma si vincono, quindi Castelbuono che entrerà in campo più deciso che mai per fare su il derby. Intanto andiamo subito ad enunciare le formazioni iniziali. Super giovane Castelbuono che schiera il solito 3-5-2, una novità rispetto alla gara contro il Favara, anzi due, diciamo una novità più importante, che è quella di Mario Mammano, che sostituisce Salvatore Fagone, che contro il Favara si è fatto male, quindi ancora da valutare le sue condizioni. Fatto sta che c'è Mario Mammano che difenderà oggi i pali oro-nero. In difesa troviamo la solita coppia 3 di Garofalo, Penisi e Arenoso, centrocampo a 5 con Suarez, Russo, Antus, Belecco e
Grandis, attacco formato da Diallo e Torres. Quindi due cambi rispetto alla gara col Favara, dove era stato titolare Pardo, soprattutto Fagone, che verrà valutato in questa settimana per fare sì che si abbia già un quadro completo di quello che sarà poi il recupero che dovrà seguire. Con ogni probabilità Mario man mano potrà parare anche la sfida con il Mazzara. Ha convocato il suo terzo portiere, Giancarlo Cicero, che ritorna a difendere i pali, seppur in panchina, nella stagione 21-22. Dall'altra parte c'è il Geraci, che ha fatto moltissimi cambi rispetto alla stagione iniziale, diciamo bene. In porta c'è Barbagallo, che è stato confermato nell'11 di Mirto, e in difesa troviamo i figli che sono Albanese e Lopizzo, poi Pane Bianco, De Brandi e Coco, anzi dovremmo Pane Bianco, Albanese, scusate, poi centrocampo con i quinti che sono appunto Lopizzo e Albanese, in mezzo Gonzalez, Andrade e De Morra, attacco formato da Guadagnoli e Giovagnoli. 3-5-2 entrambe le due squadre, quindi vedremo sicuramente molte costruzioni dal basso. I due allenatori che del 3-5-2 hanno fatto la loro mossa vincente. Mirto, che nonostante l'inizio di stagione traballante, da parte della società, conducendo il Geraci nel girone d'andata a 20 punti, quindi poi sono arrivati 6 punti nel girone di ritorno, naturalmente con molti cambi di formazione, molto turnover, molti ragazzi che sono andati via. Sicuramente il tempo ci dirà se questa squadra potrà ottenere la matematica salvezza, anche perché se dietro Mazzara e altri non fanno più, come ieri non è successo all'Aspra, e oggi Mazzara avrà una grande partita contro il Favara. Se dietro quelle squadre non raggiungono, c'è anche la possibilità che la faccia si salvi automaticamente, facendo retrocedere la penultima squadra. Siamo in una situazione più tranquilla, siamo più agevole, c'è il Fulgatore che però è sempre la zona playout. Oggi affronta la Don Carlo Misimmeri, che ha dimostrato di saper vincere più fuori che dentro, quindi sarà una partita sicuramente tesa, una squadra ben messa in campo. Gli allenatori Napoli e si affronteranno, anzi già la partita è iniziata a Fulgatore, quindi diciamo c'è un ritardo dato la cerimonia di inaugurazione, quindi
in tutti gli altri campi è iniziate le partite. Quindi poi il Geraci Pacchina mette Dragone, Romero, Mannino, Fernandez, Perruzza, Rodriguez, Pineschi e Keita. L'allenatore è Gaetano Mirto. Mirto che questo anno ha stravinto il campionato con il Geraci, perché Geraci ha avuto nel giro d'andata numeri monster, 32 punti, 34 punti, 36 disponibili, quindi soltanto un pareggio a Falcone nel giro d'andata. Nel giro di ritorno invece sono arrivati 26 punti, un Geraci sicuramente calato, ma ha mantenuto sempre una certa compostezza, un certo anche rigore. Ovviamente si deve considerare il fatto che sia Astra, sia Lascari Cefalù, sia Castelbuono nel giro d'andata non hanno brillato come la squadra geracese, quindi il Geraci già nel giro d'andata si trova ad una posizione, diciamo, di tranquillità, con poi a finire il campionato con 60 punti, vincendo con 3 giornate di fila il campionato. L'ultima partita con il Corconia Delia vinta per 6-1, la partita che ha consegnato l'eccellenza al Geraci è stata contro il Casteldaccia, il Città di Casteldaccia per 5-0. Intanto i giocatori saranno accompagnati dai bambini in campo. La terna arbitrale, ricordiamo, formata dal signor Accetta di Barcellona, gli assistenti sono Nigrelli e Torre, sempre di Barcellona, posso dire. Volevo che all'andata sia stato l'arbitro non siciliano, quindi nazionale. Questa volta invece per una partita così importante si dà fiducia a 3 direttori di gara di Barcellona, che oggi avranno il delicato compito di dirigere una partita importante che negli anni è mancata, perché il Geraci cammina diverse categorie. In eccellenza queste due squadre si sono affrontate tutte 2 volte, quindi lo scorso anno si sono riaffrontate dopo 3 anni di assenza, e devo dire che è stato un bello spettacolo sotto al ritorno, perché è stata una partita combattuta dove c'è stato una grande partita, soprattutto un grande Petruzzi, che ha parato 2 rigori a Pirrotta e a Rosone. C'è stato anche un rumor in gennaio del ritorno da parte di Gexerio a Geraci, il cosiddetto Serio Terra, ma non si è concretizzata la trattativa, e quindi il Geraci, i ragazzi che poco hanno disputato nel campionato italiano, loro sono praticamente alle prime armi in questo campionato. Stanno per entrare in campo le 2 squadre, accompagnate dal direttore di gara, signor Accetta di Barcellona, capitano super giovane Castelbuono, e Tancredi Pennizi, che sostituisce la fascia al posto di Fagone, che invece seguirà la partita dalla tribuna. E capitano invece del Geraci è Giovagnoli.
Penisi e Giovagnoli. Stadio gremito di gente sia dalla parte castelbuonese sia dalla parte geracese. La partita è molto sentita, derby delle Madonie, neanche il vento ha fermato il conseguente derby. Naturalmente chi oggi avrà il vento a favore avrà sicuramente un'arma in più, 12° uomo in campo. Vedremo adesso chi sarà a battere il calcio di inizio, la super giovane Castelbuono è Geraci. Sarà il Geraci a battere il calcio d'inizio, quindi il giovane Castelbuono presumibilmente avrà il vento a favore, almeno nel primo tempo. Quindi, se le condizioni si mitigheranno. Per iniziare, super giovane Castelbuono contro Geraci. Ricordo a tutti gli amici sportivi che la diretta è presente sui nostri canali. Sarà una partita incandescente fra due squadre che getteranno il cuore oltre l'ostacolo soprattutto per fare punti, per togliersi da una situazione complicata. Parlo della squadra Geraci. Sicuramente faranno punti anche per la super giovane Castelbuono, che già da oggi può mettere in cascina la salvezza. Diciamo che la giovane Castelbuono non è ancora aritmeticamente salva, mancano 4 punti, però bisogna essere nella vita sicuri e non ridursi all'ultimo minuto. Quindi diciamo che la sua giovane Castelbuono ha prodotto un campionato continuo avendo soltanto 2 passi falsi di fila, quindi diciamo una squadra che vuole continuare a crescere. Grazie alla regia di mister Angelo Bognanni, che oggi ritrova il Geraci, la sua prima squadra in eccellenza. Anzi no, aveva fischiato l'arbitro, ma il pallone diciamo si era passato subito, quindi l'arbitro che fa ripetere il calcio d'inizio. È iniziata super giovane Castelbuono contro Geraci, il primo pallone giocato dagli geracesi con lo piccolo scambio con De Morra. Mare bianco, anzi squadra albanese, va a cercare in profondità Giovagnoli. Giovagnoli prova a mettere il pallone in mezzo, Arenoso allontana, c'è quindi rimessa laterale per il Geraci. 30 secondi. Albanese va a battere la rimessa laterale. Che esce, rimessa laterale per ancora per il Geraci, con Guadagnolo. Tunnel, anzi Gonzalo, intanto c'è rimessa laterale per la sua giovane Castelbuono. Già trascorso il corso del primo tempo, 0-0 per il super giovane Castelbuono e Geraci. Potrà mettere la rimessa laterale Garofalo.
Russo voleva accedere qui Belecco, è andato a cercare Russo. Grazie. C'è un fallo, grazie di De Morra, calcio di punizione. Arenoso che esce, messa laterale ancora per la super giovane Castelbuono, andrà a battere. Grazie. Grande sta a cercare Diallo. Diallo prova ad andare via, niente, sta andando in direzione diversa. Gli estremi per fischiare un calcio di punizione. Profondità a cercare Fernandez che poi movimenta dentro per l'inserimento di Guadagnoli, la palla che vede recuperata da man mano. Sicuramente Guadagnoli qui non ha capito le intenzioni del compagno, altrimenti avrebbe avuto un altro sprint verso l'area di rigore. Geraci che prova a rendersi pericoloso sulla giovane Castelbuono che per il momento sta contenendo molto bene. Arenoso, pallone per Torres, prova a girarsi, c'è la rimessa laterale per il Geraci. Albanese Madonita dopo Calcarelli, in prima categoria è arrivato lo scorso anno al Geraci, quest'anno è stato riconfermato, classe 2004, tanta roba, giocatore così Madonie perché molti si trova perché siamo molto specialmente in questa zona. Rimessa, anzi giovane Castelbuono scambio con Janus, cerca Arenoso, 4 minuti ancora 0-0. Ci sono state pericoli, intanto qui sbaglia Pennisi, regala un'opportunità qui a Giovagnoli, poi si va a recuperare il pallone, Belecco vince qui il rimpallo, manda in profondità Diallo, posizione regolare di Diallo, la parata da parte di Barbagallo, poi Diallo che sul rimpallo manda la palla al lato. Ricordiamoci, gli unici 2 gol di Diallo sono stati proprio contro il Geraci all'andata, giocatore che è sempre stato presente nello scacchiere di Pognani, ma che fatica a trovare gol, fatica a trovare la via del gol. Magari oggi contro il Geraci, che però è la sua vittima preferita, potrebbe anche sbloccarsi. Grandissimo Arenoso, palla che si impenna verso Belecco, poi prova ad uscire qui Guadagnoli, pallone in profondità di Gonzalez a cercare proprio Guadagnoli, la parata da parte di man mano. Benissimo, tirano a imperversare il vento sul Luigi Fail, tanto il pallone profondità a cercare Torres, in maglia rosso-blu e il pallone si perde in fallo di fondo. Il lancio che verrà effettuato da Barbagallo. Lopez che è stato arretrato, mi dicono, in
del braccetto insieme tanto Diallo, Belecco prova ad uscire qui, prova ad uscire adesso anche Coco, prova a mettersi in singolare il giocatore geragese nativo della città madonita. Pallone dentro di Gonzalez per Fernandez, l'ottimo anticipo di Arenoso, rimessa laterale per il Geraci. E naturalmente sulla giovane Castelbuono che deve stare attenta alle falcate da parte di Fernandez, che in più occasioni ha dimostrato di essere pericoloso in questo campionato, e quando è in giornata riesce a dare molto alla sua squadra. Colpo di testa a liberare, c'è il pallone Albanese, cercare adesso Demorra, difesa 3 del Geraci, ricordavo, con Coco, De Brandi e Lopizzo. I quinti sono Albanese e Pane Bianco, in mezzo Gonzalez, De Morra e Giovagnoli. Attacco formato da Guadagnoli e Fernandez. Ad uscire adesso palla a piede Pane Bianco che va a cercare Guadagnoli nello spazio per Arenoso, c'è un fallo, anzi fuori gioco da parte di Fernandez, probabilmente fuori gioco di rientro da parte del giocatore portoghese. Grandis Arenoso, Belecco la lascia passare, Grandis che potrebbe calciare, fuori di niente di Grandis, opportunità per il giovane Castellano, il suo terzino argentino anche dal vento questa palla. Diciamo ormai è un tabù dire qui a Castelbuono. Qualche settimana fa quando Sciacca pioveva di rotto, contro il Marineo pioveva, quindi è stato molto difficile per noi poter affrontare tutti i 90 minuti della partita nelle migliori delle condizioni. Pane Bianco non riesce a servire i suoi compagni, dice Suarez, pallone dentro a cercare Torres che prova a sganciare Torres, Barbagallo blocca, creando non pochi pericoli al Geraci che nel frattempo cerca di opporsi, lo sta facendo molto bene. Attenzione a Guadagnoli dall'altra parte, Suarez, allora proviamo a cercare di alto, un calcio d'angolo sul giovane Castelbuono che sfrutterà questo tiro dalla panchina da parte degli altri. Parte Jansen
mezzo allontanato, poi Grandis si prova a calciare, il pallone recuperato dall'argentino. La seconda battuta Torres doveva passare, il primo rimpallo era buono, il secondo invece ha favorito il Geraci. Quindi Giovagnoli che cambia tutto a cercare Fernandez, la chiusura da parte di Giantus. Suarez in pressione, Fernandez commette fallo, anzi no, rimesso laterale per la sua giovane Castelbuono. Sì, no, rimesso del fallo, sì. L'arbitro avesse dato rimessa laterale semplice alla squadra di Bognani. Continua l'azione. Belecco, Garofalo, Suarez. Allora in profondità Giovagnoli, Arenoso, la profondità di Torres contrastato da Lopizzo. Torres potrebbe andare alla conclusione, poi scarica Belecco, traversa piena di Belecco, opportunità per la super giovane Castelbuono. Qui con la maestria da parte di Torres che è andato via, dopo poi ha messo il pallone per lo scarico di Belecco che ha scaricato una mancina omicidiale, ma il pallone che si è perso alto sul fondo. Prima vera opportunità della gara quando siamo al 13esimo, 0-0 sulle giovane Geraci. Gli uomini di Bognani la prima vera palla gol. Palla per Grandis, Arenoso, Pennisi, Chiaro, Janus, Pennisi, Janus, Arenoso, sterzo Arenoso, Pennisi. Morbido a cercare Torres, Giovagnoli, allora, nuovamente per Giovagnoli che ha ricevuto da Albanese, poi Fernandez di testa riesce a prolungare, buona la copertura qui di Pennisi che è uscito molto bene su questa situazione. Fernandez, qui esce invece Arenoso che costringe Fernandez ad andare con un tacco, però dove non ci sono compagni, e quindi c'è rimessa laterale per i Geraci. Albanese, Pennisi spazza via, un po' di testa, un po' di Torres. Geraci, Fernandez, qualche parola di troppo la tribuna per il giudizio di Torres qui. Un atteggiamento da grande sportivo qual è, diciamo, non aizzando qualche testa. Diallo qui va via con una giocata micidiale, Diallo mette il pallone in mezzo, Barbagallo, micidiale qui la giocata da parte di Diallo, poi è stato bravo Barbagallo a chiudere prima che arrivasse Torres sul secondo palo. Questo giovane Castelbuono Grandis con Torres, pallone passa Diallo
Diallo alto, ma c'è deviazione, c'è calcio d'angolo per il super giovane Castelbuono. Qui il doppio passo da parte di Diallo, poi il destro deviato, calcio d'angolo per il super giovane. Battere arenoso, andrà vicino, mettere questo vento, ricordiamo qui a Ceraci per me la stessa delle cose deve essere quanto più perfetta possibile. Stiamo facendo il massimo. Verso Torres che non riesce a ragganciare, rimessa laterale di Ceraci. Passare il campo. Poco. Gonzalez. Coco. Cane bianco prova a passare la chiusura da parte di Garofalo. De Morra prova a passare De Morra. Gonzalez, anzi guarda Giovagnoli pensa al tiro, poi inventa in area di rigore, pallone che va verso la direzione di Mare Bianco, che però era in fuori gioco, calcio di punizione quindi per la giovane Castelbuono e altro pericolo sventato dei ragazzi di Mister Pugnani. Bene. Cerca ecco adesso Suarez dentro, c'è un po' di attenzione. Lecco naturalmente non conosciamo la situazione dei campionati, la vedremo a breve. Intanto c'è da seguire questo calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Il calcio di punizione che esce Geraci. Di seguire la squadra seduto, siamo abituati a Mister Bognani che in 20 anni della sua carriera non si è mai seduto neanche che conoscenza abbia le sedie. Alla sua caratteristica nelle sue esperienze ha avuto sempre la grande tenacia, grande temperamento, eccellenza sì, ha avuto qualche esonero, però gli esoneri fanno parte del gioco, fanno parte della vita. Cerca il cross, il pallone in mezzo
con la speranza che si calmi un po' il vento, almeno per il secondo tempo, e per poter assistere a una partita degna di nota. Gattuso mette il pallone in mezzo dove non possono arrivare né Garofalo né Torres, quindi ci è rimesso da poco. Testa Arenoso che va a spazzare, questa quindi c'è la Cese, Mare Bianco alta Pennisi che forse ha commesso fallo, si gioca però per il direttore di gara. Pennisi poi recupera il pallone che arriva nei piedi di Pane Bianco. Giovagnoli prova a giocarla adesso il Geraci, Giovagnoli allarga verso Albanese, 1-2 con Giovagnoli, scivola Arenoso, Giovagnoli effettua il cross man mano con un intervento da supereroe Mario man mano. Era un tiro cross quello di Giovagnoli, forse anche aiutato dal vento. Castelbuono che per la prima volta va in difficoltà in questa gara. Bravo Bartolo, bravo! Calcio d'angolo, legato il colpo di testa, c'è una deviazione da parte di un giocatore del Castelbuono, di Arenoso molto probabilmente. C'è la rimessa laterale per il Geraci a battere Albanese. Gattuso deve concedere calcio d'angolo, seppur non intenzionalmente. Quindi c'è calcio d'angolo per il Geraci. Sta provando a spingere, partita molto difficile, complicata sia per entrambi sia per l'altra squadra. Il calcio d'angolo, il pallone che si penna, Suarez prova a farlo uscire, si è rimessa per il Geraci che aumenta il baricentro. Giovagnoli, pallone che viene sulle giovani che sembrano battere la rimessa laterale di Gattuso. Garofalo, sale Garofalo, sterzare, ricominciare da Pennisi. Gattuso, Arenoso, profondità, trova a ripartire adesso Giovagnoli che manda in profondità Fernandez, in posizione regolare del portoghese. Fernandez Andrade, terza di Gattuso, fa l'ultimo tocco di Fernandez, quindi doppiamente ricompensato qui, doppiamente ripagato da questa chiusura aver
alzare il pallone sul ginocchio di cerca di prendere posizione sul giocare buono. Allora per Diallo che poi a seccare con un tocco Grannis prepara la conclusione, pallone per Torres che prova ad entrare in area di rigore, Torres viene fermato, poi deve allontanarsi, soffre, non è basta Diallo! Pallone che miracolosamente viene fermato da Geraci, ma qui veramente se le vedo una sciocca da parte di che ha lisciato il pallone. Qualcuno su Domenech, il pallone per Suarez mette il pallone in mezzo, calcio d'angolo per il giovane Castelbuono e prova a spingere, prova a passare in vantaggio. Voi che partita da me. Jantus lascia l'incarico a Belek adesso di battere il calcio d'angolo. Palla tagliata di Belecco, colpo di testa da parte di Torres. Sciupa, una buona opportunità, c'è rimessa dal fondo per il Geraci da battere Barbagallo. Jantus, Diallo, siamo al 29esimo del corso del primo tempo, 0-0 per il giovane Castelbuono e Geraci intanto prova a sgattaiolare via qui Guadagnoli, Sato Benisi che poi deve concedere la rimessa laterale, poca destrezza nei confronti per il Geraci con i suoi attaccanti che però non sono stati toccabili. Intanto qui prova a girarsi Guadagnoli, palla deviata, poi Giovagnoli lo attendiva la sfera, Arcoso, grazie di Belecco, chiude il pallone per Torres e prova ad andare via, lo Pizzo, lo stende, ma si gioca perché c'è Diallo, rimessa laterale per la sua giovane Castelbuono. I tifosi del Geraci che demoreggiano perché intanto si deve ripetere la rimessa laterale, andrà a battere Granlis adesso la sfera, il pallone per Torres che prova a giocare da sponda, il pallone per Diallo, Diallo può andare in area di rigore, Diallo che poi non riesce a tenere viva la sfera, il pallone che esce veramente di pochissimo perché forse con un tocco in meno sarebbe stato buono il pallone. Si rilancia da parte di Barbagallo, senti delle anatomie che si fa sempre più interessante, due squadre che quest'anno rappresentano l'anatomia in eccellenza, il giovane Castelbuono e Geraci, Cinghiali contro Aquile, una sfida zoofila però. Sono quei tipi di uccelli che volano in alto, non curano di loro come Dante nei suoi versi, e i cinghiali invece che sono duri da abbattere. Specialmente in queste zone
altre volte si vedono famiglie di cinghiali frapposte nelle strade che creano anche diversi problemi ai guidatori. Un altro fattore che nelle Madonie si sta cercando di arginare e poi creare problemi anche alla fauna selvatica, molti agricoltori. C'è stata la protesta quest'anno, specialmente nelle Madonie, in tutta Italia stanno vivendo delle situazioni, diciamo, preoccupanti, e uno di questi motivi è anche quello della presenza continua da parte degli animali selvatici nel territorio, animali che dovrebbero essere tutelati, dovrebbero essere messi in qualche zona tranquilla, non creare problemi in spiaggia, la loro, diciamo, la loro salute. Prova qui a giocarla De Morra, che inventa, man mano esce su questa opportunità per Guadagnoli, ma non è finita l'azione. C'è Giovagnoli che imbecca per Pane Bianco, poi Giovagnoli, conclusione, Guadagnoli, scusate, la parata da parte di man mano. Un Pane Bianco che era andato a saltare qui per permettere a Giovagnoli di ordinarsi bene. Continua ad imperversare il tempo. Lo fa. Eravamo al 12 marzo, diciamo, penso che ci fu il derby delle Madonie presso il giovane Castelbuono e Geraci, quindi abbiamo il super gol da parte di Gioacchino Serio su punizione. Due calci di vista sbagliati da Pirrotta e da Rosone, i due rossi, Agnassi e Gonzales. Partita molto calda, si era disputata tra super giovane Castelbuono e Geraci. All'andata invece il Geraci non ha avuto problemi contro super giovane Castelbuono, rifilando un 6-0 senza troppi patemi. In quell'occasione il giovane Castelbuono nel primo tempo subì l'espulsione da parte di Cardella, che poi complicò ulteriormente i piani. Poi è riuscita a salire in eccellenza grazie alla vittoria della Coppa Italia, promozione contro il Serbiano, Coppa che è stata tra l'altro mostrata durante l'inaugurazione del campo da calcio, perché il calcio è stata la prima squadra è stato già un traguardo arrivarci. Il giovane Castelbuono già in eccellenza nonostante la finale. Attenzione, palla gira man mano, diciamo che il vento sta condizionando tantissimo le occasioni. Che non passa con i giocatori in profondità, Garofalo, poi Giovagnoli, fallo di
De Morra, calcio di punizione per battere poi lascia l'incarico a De Morra, la finestra su Albanese che mette il pallone in mezzo, Benzi, poi ricomincia il Geraci da Gonzales, De Morra, sale Coco, possiamo vedere che per la prima volta Gaetano Lutto si è alzato dalla macchina per le indicazioni alla sua squadra. L'allenatore di Randazzo si può sentire, un allenatore che cerca in qualche maniera di fare delle proprie idee, del proprio gioco una vera rivoluzione di calcio. Grande 5-2 voluminoso, intanto Torres c'è in mezzo di Allo, Torres prova a sfidarlo, Torres viene ammonito per simulazione, Santiago Torres. Era molto vicino a Cetta, quindi inevitabile cartellino giallo. Al 39esimo per la giovane Gazzetta. È difficile capire se senza troppo passato condannato Jesse gratis per Albanese Renoso prova ad uscire, poi Jantus prova a passare la città. Allora c'è la punizione per il Geraci. Il colpo di testa da allontanare Suarez, De Morra, è spazzato dal Torres, il giovane numero 3 Torres. Sale Torres, l'ultimo tocco è di Albanese, Torres ottiene quindi calcio d'angolo. Ricordiamo solo un minuto di questa situazione. Jantus pallone sul secondo palo esce Roberto da parte del Barbagallo, la rimessa dal fondo.
Questa è la parte di Pane Bianco, Gonzalez, apertura, anzi De Morra, apertura per Albanese, Albanese che va a portare Grandis, Albanese deve sterzare, ricominciare da Giovagnoli, Giovagnoli cambia direzione, il pallone in mezzo, man mano con un pugno da allontanare, ma non è finita, c'è Fernandez che potrebbe anche calciare, Fernandez, palla alta. Perso il tempo di gioco Fernandez, poi il giovane Castelbuono è riuscita a ricombattarsi e a proteggere il palo più lontano. Ancora determinante Mario man mano oggi per la super giovane Castelbuono, sta finora rispondendo presente alla chiamata di Bognanni. Arenoso, ecco Russo, Arenoso, Pennisi, Jantus, messa laterale da battere Garofalo, poi De Morra, rimessa laterale super giovane Castelbuono, Melecco va a battere, lo petto da parte di Torres, poi c'è Diallo contro uno da parte di Diallo che prova a sterzare, poi non riesce a tenere il pallone in campo, pallone che si perde sul fondo, il retaggio Barbagallo. Naturalmente continuate a seguire il canale di Sportisili su YouTube, su Facebook, per sempre nuove e esilaranti avventure che questa emittente continuerà a fornire. Quindi la sua giovane Castelbuono quando in casa, ricordiamo Misi Meri in casa, e poi Athletic Club Palermo saranno gli ultimi due sfide in casa per la sua giovane Castelbuono per questa stagione solare, poi le partite in trasferta cominciando la settimana con il Mazzara 46, poi la Nissa al ritorno delle vacanze pasquali, il Castellammare sarà l'ultima partita della sua giovane Castelbuono, il pallone che non passa, Jantus lo addomestica, conclusione, e la palla che si perde sul fondo. Andres Antus a impedire Barbagallo che era comunque sulla traiettoria, ma vorremmo ieri il gol meraviglioso di Daniele Verdi, che deve essere anche uno di questi, quello di Janus, per similitudine. Daniele Verdi che si è accostato al Palermo, che questo pomeriggio invece gioca contro il Lecco per inseguire un sogno, che è quello della promozione in Serie A. Albanese, su destra parte di Arenoso, male però perché c'è Fernandez che prova a passare, Giovagnoli allontanato il pallone dei Martri, questa laterale per Geracci per la sua c'è Torres che prova a passare, poi l'ultimo tocco da parte di Gonzalez, rimessa laterale, partita molto tesa. Torres, nostra prima attenzione a stare Suarez, Russo che mette questo pallone e finisce il primo tempo. L'ultimo tempo la concessione al direttore di gara finisce per 0-0. Breve pausa e poi ritorniamo qui su Sportisili. Adesso la clip intervallo.
Geraci contro Folgore Castelvetrano, 24esima giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da parte di Nicolo Cilluffa e benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Sicolo, in palio punti pesanti in chiave salvezza. Poi Ogbonda va da Lopizzo che la mette giù con un ginocchio Lopizzo, la parata di Pizzolato, palla che rimane lì e poi con il tacco Guadagnoli non riesce a spingere in rete. Assur, il pressing alto di Scalisi non è falloso e quindi occhio a Guadagnoli. Fernandez servito un po' male dal numero 9, ci prova poi da lontanissimo Valentino De Morra con il suo tiro. Palla messa dentro, la spizzata di Assur e poi il tentativo in acrobazia provato da Gancitano, va lungo da Sant'Angelo in aiuto Gancitano, ancora il numero 9 che trova una traccia per andare dentro, il cross di Gancitano, in qualche modo Barbagallo. Sant'Angelo la prolunga, poi la conclusione da fuori, la rete del Castelvetrano che sblocca la partita, un gran gol al 28esimo, cambia il punteggio allo stadio Santissima Trinità, gran gol trovato da Pietro Spanò. De Morra cerca di portare un po' di qualità nella manovra offensiva del Geraci. Il cross di De Morra, direzione secondo palo, dove c'è Guadagnoli che la tocca per Fernandez. Lovisi. C'è vicino a lui Gancitano che fa una bella giocata, palla centrale per Lovisi che conclude. Pane bianco. Apertura dall'altra parte per De Morra che poi crossa con il destro per il tiro di Guadagnoli che non trova lo specchio della porta. 5 in barriera più il consueto coccodrillo per Pizzolato. Fischia l'arbitro, va il capitano che pennella così. Pane bianco, Geraci 1, Folgore 1. Il gol del pareggio del numero 3 che da calcio piazzato trova l'incrocio e pareggia i conti. Combinazione ancora sulla catena di sinistra, Rodriguez che si appoggia a Pane Bianco con il sinistro, il cross dentro, il tocco di Guadagnoli, salvataggio sulla linea praticamente della difesa della Folgore. Pane Bianco scavalca una sorta di sombrero Sant'Angelo, poi ancora Pane Bianco, grande ripresa da parte del numero 3 del Geraci. 10 minuti a grande intensità, ancora Pane Bianco sulla sinistra, la mette dentro per lo stacco di Guadagnoli che però non arriva. Grande partenza del Geraci, poi ha preso le contromisure la Folgore che ci prova adesso con Fofana. 75esimo, opportunità per la Folgore. Palla va sul secondo palo, lo stacco di 5 mani. Assur, occhio a Fofana che ce l'ha sul mancino, Fofana la mette dentro, facile per Barbagallo. Barbagallo che dà il via al contropiede del Geraci con Fernandez che salta 2 calciatori e poi Pizzolato. Qui Sant'Angelo sta trampando Bonda prima di lui, poi conclude da lontanissimo la soluzione cercata dal numero 5. Sul primo palo c'è Fofana, palla però va dall'altra parte dove si è coordinato incredibilmente, direi, 5 mani e poi arriva il tocco vincente di Assur al 90esimo. La Folgore passa a Geraci ed eccolo qua il triplice fischio. Folgore Castelvetrano batte Geraci 1-2 in trasferta. Con mister Paganotto di Bagheria Casteltermini, oggi cade la sua squadra in casa
primo tempo ottimo, poi secondo tempo? Blackout, ti spiega così. L'hai detto tu, il calcio è bello per questo e purtroppo vai ad analizzare una sconfitta che poi per come è andato il secondo tempo è meritata, perché c'è stato un approccio del Casteltermini sicuramente superiore al nostro. Forse credevamo che la partita era già in tasca, ma non è così. Il primo tempo veramente non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Hanno creato palle gol, hanno lottato su ogni pallone, hanno corso, hanno dato tutto. Forse lì bisognava, nel momento di difficoltà dell'avversario dovevi chiudere la partita, perché è indubbio che la prima mezz'ora, 35 minuti, il Casteltermine era in difficoltà, in palese difficoltà, e quindi lì noi creavamo palle gol e la dovevi chiudere. Quando invece non la chiudi, poi onore al Casteltermine, perché il secondo tempo invece ci ha punito, ha approcciato meglio il secondo tempo, hanno pareggiato e poi loro nel momento nostro di sbandamento, quello che non abbiamo fatto noi nel primo tempo, lo hanno fatto loro, ci hanno giustiziato e poi la partita è andata per come è andata, con una vittoria che non ha rubato niente il Casteltermine. Applauso a loro che hanno lottato su ogni palla e hanno vinto la partita. C'è anche lì che comunque lei fa da un po' di partite a meno, fra meno dei suoi due numeri 9, Stassi e Morana, anche oggi si è dovuta adattare, ripeto, come prima punta. Quanto pesa questo fattore? Questo pesa tanto, perché come vedi abbiamo difficoltà a fare gol, però non significa niente, perché alla fine se non fai gol, comunque uno l'avevi fatto, eri in vantaggio 1-0, dico non è un problema di fare il gol, perché potevamo anche non prenderlo. Il calcio è questo, si accetta, lo sapevamo che era dura, siamo arrivati nel momento non più delicato, nel momento decisivo del campionato, ci siamo arrivati così, un po' con qualche certezza in meno, però noi alla fine ci alleniamo bene. Vediamo, ci sono altre 4 partite, daremo il massimo e poi tireremo le somme. Alla fine mancano ancora 4 partite, il discorso è ancora aperto, non è chiuso. C'è il quinto posto, il quarto posto, ci dobbiamo parare dal sesto posto alla settima, però dobbiamo difendere anche eventualmente il fatto di poter arrivare a meno di 10 punti dalla seconda. Ci sono 4 partite, ancora è tutto aperto, abbiamo un calendario molto bello da affrontare con Partinico, che è una squadra candidata perché ha fatto un giorno di ritorno favoloso con San Giovanni Gemini, lì che è una squadra quarta in classifica, e poi col Piana. Il calcio è bello per questo, magari partite in cui le meriti di vincere le perdi, partite che sembrano sulla carta più abbordabili come oggi, ma non c'era niente di abbordabile perché il Casteltermine aveva cambiato guida tecnica, ha fatto veramente un gran secondo tempo con un'ottima squadra, con un ottimo allenatore e con ottimi elementi, e quindi le partite che ci restano sono sicuramente molto molto complicate, però guai a mollare, ci alleniamo, ci andiamo a giocare tutte e 4 partite e poi alla fine tireremo le somme se siamo bravi e fortunati. La fortuna aiuta chi non molla mai, quindi in questo momento non si molla, si accetta la sconfitta, si fa tesoro di questa sconfitta per capire dove abbiamo sbagliato, si cerca di migliorare e affrontare al massimo delle aspettative le ultime 4. Grazie mister. Ritorniamo in diretta nel secondo tempo per la seconda frazione di Supergiovane Castelnuovo contro Geraci. Prima frazione finita per Renipiano. Di Vadonite ha vinto per ora l'alto numero di sostenitori sia da parte della Supergiovane Castelnuovo sia da parte del Geraci, che è presente in tribuna. Gli altri campi invece siamo a conoscenza del risultato del Misilmeri avanti a Purgatore, la Folgore Castelvetrano invece che perde in casa 2-0 contro il Mazzara 46, 1-0 del Casteldaccia a Marineo, e il Favara invece che sta vincendo 2-0 contro il Mazzara. Quindi a mio parere situazione aperta nel girone di eccellenza, specialmente per le zone calde della classifica. Ricordiamo che il Casteldaccia vincendo a Purgatore si porterebbe a 20
25 punti, quindi quart'ultima, sempre in classifica, un notevole distacco dalla terzultima. Concludono poi Favara, Mazzara e Aspra, che diciamo così sono sempre più vicine al tristepile. Guardiamo anche che la distanza adesso dalla penultima alla quintultima comincia ad essere importante, 8 punti di distacco fra Aspra e dicevamo che Aspra e Mazzara devono adesso rispondere in maniera importante, quantomeno per fare i play-out. La distanza dalla quintultima alla quintultima è veramente notevole, sono 8 punti di distacco dall'Accademia Trapani all'Aspra, quindi non so se i provvedimenti sono cambiati adesso, se il gap è stato ridotto a 8 punti, ma così facendo l'Aspra sarebbe matematicamente retrocessa insieme al Mazzara, qualora arrivassero più punti, consegnando di fatto alla terzultima e la quart'ultima naturalmente dovrebbe affrontare in questo caso Feldaccia e Fulgatore Valona. Il campionato finisse oggi, tanto stanno per entrare in campo le due squadre. Un umore diciamo equilibrato, uno che ha rischiato di passare in vantaggio con le prodezze da parte di Mammano, quei traversoni insidiosi. La sua giovane poi aveva reclamato anche un calcio di rigore su Torres da parte di Coco, non concesso dal direttore di gara, che anche ha voluto il giocatore argentino e simulazione. Tutto è pronto per Castelbuono Geraci per la seconda frazione, 0-0 nel primo tempo. Il secondo tempo verso Torres che non riesce qui a sganciare, quindi c'è Belecco che prepara la conclusione, invece poi serve Torres, calcia in bocca a Barbagallo, opportunità per la sua giovane Castelbuono. Torres poteva sfruttare in maniera più concisa l'azione, dice Barbagallo. Vedi il Geraci adesso con Fernandez che adesso prova ad allargare verso Giovagnoli, arenoso. Torres sulle sue tracce Belecco, Torres di prima a memoria, il pallone che è impreciso, Belecco va in pressione su De Brandi, poi Fernandez prova ad andare via su Garofalo, Fernandez poi commette fallo Garofalo, anzi no, si gioca per il direttore di gara. L'impressione che Garofalo avesse un po' sbracciato, diciamo, c'erano gli estremi per fischiare
calcio di punizione per i Geraci, andrà a battere caro fallo adesso. La rimessa laterale, se n'è andato il primo minuto del corso del secondo tempo, siamo sempre sul parziale di 0-0, ricordiamo che la diretta è disponibile su Sportifili e di continuare a mettere like e seguire la pagina, soprattutto andare nella sezione dove c'è la campanella per avere le notifiche in diretta reale. Fallo Torres, calcio di punizione. Vediamo che Sportifili davanti ai campi c'è il Fulgatore contro Carlo Misineri. Dicevo che gioca contro il Bagheria. Contro il Bagheria. Possibilità per la squadra di Pagano di avere 2 sconfitte consecutive. Riaccettare di fatto la zona playoff che diciamo vede nel girone A connubio fra San Giorgio Piana e San Vito con soli 3 punti di distacco le due squadre. San Giorgio Piana che oggi va a giocare la domanda contro il Casteltermini, fresco di vittoria contro il Partinico e contro il Bagheria. Quindi sicuramente si sono già visti i frutti da parte di mister Falsone, è arrivato a Casteltermini con l'intenzione di salvare questa squadra che molto probabilmente si salverà, dato che Giardinellese e Empedoclina non fanno punti. Intanto Torres passa, Torres, recupero prodigioso da parte di Lopizzo, davvero difensore Lopizzo che è chiuso la trama di passaggio a Torres, riparte Gonzalez, da qui Torres doveva cacciare lì sul destro, quando tanto qui il pallone esce, una carambola stranissima. E lo visto qui che ha fatto un lavoro magistrale per chiudere Torres, evitare qualsiasi tipologia di problema. Guadagnoli con il suo destro ha provato a cercare l'angolo più lontano, ma male nella traiettoria. Questa è stata un'altra grande opportunità per i Geraci. Sono passati 4 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0 per Castelbuono e Geraci. Pallone che passa di Allo, poi Torres prova il rimpallo che non lo favorisce. Pennisi di testa ad allontanare in fallo laterale, rimessa a Geraci, e andrà a battere con la maglia numero 2 Albanese. Un po' di testa dalla parte di Guadagnoli, poi Russo a cercare Torres, Diallo, Grandis non riesce più a passare, deve concedere il rimessa laterale Laureano Grandis. Russo, grande palla e profondità per Torres che cerca di andare via, lo scatto da parte di Torres prova a passare con qualche rimpallo, poi c'è fallo di Pelecco, calcio di punizione per i Geraci. Situazione che dagli altri campi non sorride, guarda Geragese, soprattutto anche la soluzione che allontana con la vittoria del Mazzara 46 sulla Folgore. Intanto diciamo che non era negli obiettivi quello che era all'inizio stagione, era una tranquilla salvezza. Belecco, diciamo che i giocatori di Bognani hanno fatto più del dovuto
rimanendo continui nel campionato. Sono arrivate vero 9 sconfitte, ma sono arrivate contro squadre di un certo calibro e poi con squadre che poi gli scivoloni dovuti al post coppa contro Mazzareato, diciamo che poi la sua giovane Castelbuono è rimasta continua, non ha avuto mezzi, ha perso determinate partite banalmente. L'assenza di Torres per 4 partite, ma Torres è stato anche alle volte infortunato, quindi diciamo che alcuni giocatori hanno avuto difficoltà in questo campionato, ma sono andati più forti di prima. Con un pronto augurio anche per Fagone, che possa ritornare a difendere i pali del suo giovane Castelbuono. Guardiamo che questo potrebbe essere l'ultimo anno per il portiere di Palagonia, classe 84, che c'era anche la sua prima pargoletta, quindi attenzione di Allo, la spizza per Torres, prova di testa a sfruttare al meglio il servizio da parte del compagno spagnolo, la palla che viene recuperata da Barbagallo, ex Aquila. Questo anno ha vinto il campionato di eccellenza, scivola per la seconda volta Barbagallo, vento che ha anche condizionato molte volte le scelte da parte dei giocatori. Intanto invenzione verso Perebianco, però ad intrufolarsi De Morra, conclusione bassa, c'è deviazione, calcio d'angolo per i Geraci che continua a spingere. Barbagallo, ricordiamo che viene dal Giarre, anche per il campionato di eccellenza, zona di Catania. Palla in mezzo man mano, suggerimento da parte di Albanese. Castellanese ha provato a suggerire questo pallone in profondità, no, è stato attento. La maggior parte delle giocate su questa settimana con Favara nel secondo tempo ha sventato molti pericoli, un portiere che sta cominciando a crescere, quest'anno compirà 18 anni, quindi già una responsabilità maggiore, un portiere che è già stato titolare in promozione nel 2022. Agli ordini di mister Marantano, è arrivato dagli allievi del settore giovanile castelbuonese. Si è ritagliato questo bel posto in prima squadra. Intanto Benedetto non riesce qua ad uscire, quindi Giovagnoli, intanto Russo, Giovagnoli gli riesce il rimpallo, rimessa laterale per i Geraci. Giovagnoli va a cercare Fernandez, scivola qui Arenoso, poi Guadagnoli, De Morra, pallone in profondità a cercare Torres, lo scatto da parte di Torres che lamentava una trattenuta. Intanto rimane a terra il capitano del Geraci Giovagnoli. Si riscaldano Franchelli, Di Bartolo, Pa e Pardo per la super giovane Castelbuono, quindi forze fresche
Invece praticamente si riscaldano tutti nel Geraci, tutti i componenti, sono 4, tanto un giocatore in panchina, che si tratta di Keita, a parte il secondo portiere. Poi ci sono 4 giocatori che corrispondono a Romero, Mannina, Fernandez, Ferrussa e Pineschi, che accendono, diciamo, il riscaldamento, potrebbero essere determinanti anche in virtù dei prossimi minuti di gioco. Concede il pallone alla Geraci, che prova a ripartire con un pappagallo alla tagliata verso Guadagnoli, il colpo di testa di Bianco, diversa laterale. Geraci che ha un disperato bisogno di aiuto per togliersi quanto prima da quella situazione. Credo che non ci siano gli estremi per essere preoccupati, anche perché c'è la regola degli 8 punti, 8-10 punti in proiezione dei play-out. Questo potrebbe essere un punto di vantaggio per i Geraci, e soprattutto per le squadre che, come l'Athletic Club Palermo, come l'Accademia Trapani, possono rischiare la permanenza in eccellenza. Iantus, il pallone tagliato, Russo prova a porsi, il pallone in mezzo, la rovesciata da parte di Grandis, che non riesce a spedire il pallone verso la porta. Poi reclamava anche un calcio d'angolo Lorone Grandis, il direttore di gara non è d'accordo e quindi ci sarà rimesso dal fondo. E siamo quasi al 15°, al quarto d'ora del secondo tempo. 0-0, Super Giovane, Salvono e Geraci. Guadagnoli prova a fare la sponda, cade il pallone da Belecco, poi Cocco cambia lato, cercare Guadagnoli, ancora Cocco, prova a cercare in profondità Suarez, scusate, Pane Bianco, da parte di Suarez. Vediamo adesso quali saranno le risultati di svolta del fondo, perché in una manciata di secondi, ovviamente partita bloccata. Sbaglia il lancio di Antos, quindi c'è rimessa laterale. Pane Bianco, tocca di Belecco, rimessa laterale. Fernandez. Bianco che mette il pallone in mezzo, Carofalo sarà per conclusione alta da parte di De Morra. È una grande opportunità questa per il Geraci, pallone che si è perso, va in fondo, intanto a terra Torres. Continuano ad accentuare il riscaldamento, nella soluzione del secondo Franchetti, Lombardo.
staff medico della Super Giovane Castelbuono sempre presente, a bordo campo per dare aiuto a Santiago Torres, a tutti i giocatori che hanno parte della Super Giovane Castelbuono. Super Giovane Castelbuono che adesso deve saper sfruttare in maniera diciamo magistrale queste palle lunghe verso Diallo e Torres. Queste volte hanno mandato molto a Geraci, che però devo dire che non ha demeritato fino adesso di stare in pareggio, quindi diciamo una molto incontrata per quello che si sta vedendo nel campo. Diallo cerca di andare proprio a cercare Diallo. Diallo si ritrova il pallone, ma De Brandi è più lesto e recupera il pallone, quindi Jantus tiene difesa laterale. Caro fallo. Palla verso Diallo, il colpo di testa arriva in sembra la sede De Brandi, messa laterale sul giovane Castelbuono. Minuti sono 62 nel corso del 63, scusate, nel corso del secondo tempo. Super Giovane Castelbuono 0, Geraci 0. Palla dentro, cercare Diallo che la prolunga verso Belecco che non riesce a fare, quindi c'è contropiede per il Geraci subito. Si poteva gestire in maniera diversa il pallone. Grande opportunità, benissimo il gambone da allontanare. Si va sempre più intensa. Giovanni Garofalo, il pallone per Belecco, il lancio lungo di Belecco a cercare proprio di Torres, deve uscire Barbagallo, Torres prova il pallonetto, l'ultimo tocco è di Lopizzo, quindi calcio d'angolo per la Super Giovane Castelbuono. Questi palloni continuano ad essere determinanti, quindi Aremoto il gambone molte volte manda in profondità gli attaccanti. Jantus può battere calcio d'angolo. Ora che viene stoppato Garofalo lo mette sul traversone in mezzo, allontanato il pallone da Giovagnoli, può andare qui De Morra, calcio di punizione. Qui grande gesto tecnico da parte di De Morra, nonostante Geraci abbia cambiato la maggior parte dei giocatori, sono pur sempre dei giocatori che sanno quello che vogliono, sanno giocare a calcio. C'è dietro una grande visione da parte di tutti gli addetti ai lavori. De Morra, la sventagliata a cercare Fernandez, subito da parte di Pensi, Arenoso, allora verso Torres, fallo da parte di De Brandi, calcio di punizione per la Super Giovane Castelbuono. A battere Arenoso,
sarà svirgolato in area di rigore, c'è il sorte, fischia l'arbitro, parte Arenoso, colpo di testa da parte di Fernandez, poi palla di profondità di Temorra a cercare la corsa da parte di Giovagnoli che non può arrivare, rimessa laterale per Giovane Castelbuono. La generosità da parte di Giovagnoli qui, ma l'altrettanta forza fisica del giovanotto Darle Patrizio Suarez Tamallo. Ha avuto la meglio. Su 7 italiano. Arenoso, un altro 7 ad imbucare verso Grandis, viene fermato però da Lopizzo. Messa laterale per la tua giovane Castelbuono. Arenoso. Andar via Torres, le spallate, vince qui il contrasto Torres, poi Diallo, Torres prova a passare, ma la terra Torres e poi c'è un fallo in attacco, fallo di Torres, calcio di punizione per il Geraci. Rilancio Barbagallo. Calcio, Barbagallo il pallone. Arenoso deve liberare, Suarez potrebbe anche arrivarci, non ci arriva, quindi c'è rimessa laterale Geraci, continua a spingere. Siamo partita molto equilibrata, squadre che stanno cercando di trovare il punto debole dell'avversario. Nessuna delle due squadre inoltre ha effettuato cambi, sono passati 69 minuti, quindi si rimane sempre con gli stessi 22. Testa Geraci, Giovagnoli, De Morra riesce ad aprire il varco per servire Albanese, che era il più appostato di tutti, più avanzato di tutti. Albanese, lancio Arenoso, allora, verso Torres, allontanato Garofalo, fallo di Demorra su Garofalo, calcio di punizione a battere Iantus che scambia subito con Arenoso. Alla in profondità cercare Fernandez, Pennisi chiude sempre con la sua solita tranquillità, la sua solita calma, un giocatore che sta crescendo tantissimo, classe 98, ex Realaci e Aci Catena, quindi è stato sempre nelle zone, nelle due zone, quindi lui è di Cireale. Più esperienza fuori di quella zona, con diversi sacrifici, però lui sta facendo veramente bene. Tanto Belecco, arriva il giallo nei confronti di Albanese, calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Siamo giunti al 70° e siamo sempre sul parziale di 0-0, mancano 20 minuti a termine.
il calcio di punizione di Antus. Mario, uno allenatore, tu guarda, si legge dietro, in avanti, Intanto entra Franchelli al posto di Russo, 71esimo. È stato il primo cambio sul giovane Castelbuono. Parte Arenoso, il pallone tagliato, colpo di testa che si perde sul fondo, ma c'è deviazione, calcio d'angolo per il giovane Castelbuono, il colpo di testa di Torres a cercare il palo più lontano. Calcio d'angolo che viene battuto da Arenoso. Torres, poi si scontrano Belecco e Torres, quindi si è rimesso dal fondo per i Geraci, non fortuita naturalmente questo scontro, messo dal fondo. Stesse qualità, stesso nello stretto può essere determinante con il suo gioco di campo. Vedremo se è stata questa un po' la chiave di Bognani, farlo entrare in campo. Vennisi di testa, palla per Grandis, contrasto Janus. Da fallo, calcio di punizione per i Geraci. Battere De Brandi, calcio di punizione. Lopizzo, mette questo pallone tagliato man mano con i pugni da allontanare, perché se l'è vista veramente brutta. Suarez può passare, chiusura da parte di De Morra. Che partita ha fatto De Morra, soprattutto che partita ha fatto Suarez sulla fascia. Due giocatori che a mio parere oggi sono i migliori entrambe le squadre, per quello che hanno dato, per quello che continueranno a dare in questi ultimi minuti di gioco. Lopizzo, Garofalo, Jantus con un tocco vellutato, il controllo, dice Pane Bianco, opportunità per i Geraci, Pane Bianco a cercare, adesso lo spiovente Guadagnoli, prova a passare Guadagnoli, Garofalo, anzi Arenoso chiude, è rimasto a terra Arenoso, ma si gioca comunque perché c'è De Morra che prova ad aprire verso Fernandez, la copertura centrale si è fatto male. Volete la tribuna qui perché vuole fare un controllo diverso di Guadagnoli su questa opportunità. A parole facile, bisogna esserci nelle situazioni. Cambio nel sempre sul giovane Castelbuono, Pardo che entra al posto di Diallo. Il rilancio da parte di Arenoso,
Poi Belecco, c'è il fallo di Amora, ma si continua per il vantaggio con Iantus. Adesso prova a cercare Belecco. Iantus, la qualità di Andres Iantus. Garofa lo mette il cross di prima intenzione, pallone allontanato, c'è Belecco che prova dai 50 metri, conclusione, la palla che si perde alta sul fondo, un Belecco che è uno che questi colpi da fuori ce li ha dimostrati varie volte, è veramente sfortuna, diciamo, è molto difficile per prendere la porta, perché c'è l'evento che non aiutava, diciamo, non ha aiutato del resto di tutta la gara. Probabilmente una vittoria per la sua giovane Castelbuono metterebbe sicuramente a rischio la macchina di Milton, sarebbe una probabile, diciamo, quasi certa salvezza, che alla fine la squadra, la Guiduzia può fare una proiezione di 41 punti, la sua giovane andrebbe a 40, non ci sarebbero più problemi. Una squadra che andrebbe a giocare le partite tranquillamente, una squadra che non è partita con la palla gola. Squadra che ha cercato di proprio meglio per questo campionato, è l'obiettivo che era, più che sufficiente. Calcio di punizione per il Geraci da parte del Guadagnoli, a battere questo calcio di punizione, vanno a saltare in 6. Suarez si oppone, rimessa laterale per il Geraci che vorrebbe velocizzare l'azione, ma alla fine questo punto di carico, Pane Bianco che andrà a mettere il pallone in profondità. Futuro da parte di Campus, uno di cui le sue giovani forse il affidamento non si risparmia mai, ha giocato tutte le partite, tanto contro l'Accademia ha giocato per riposare contro il Paternò in finale. Diciamo, il sommario di Antus è finora perfetto. Franchelli, Grandis lascia passare verso Pardo, sono intesi due, Pennisi verso Albanese che mette il pallone in mezzo, Pennisi libera, attenzione, Albanese deve rimettere questo pallone in mezzo, allontanato, e quindi riparte la super giovane Castelbuono con Grandis, la cavalcata da parte di Laureano Grandis, il pallone per Torres e viene fermato regolarmente però da Lopizzo. Grande partita anche la sua. Giovagnoli, l'avversario Giovagnoli, Lopizzo, pallone in profondità, cercare il prodotto è di Iantus, rimessa laterale che infatti l'angolo per il Geraci. Attenzione a Fernandez, ma soprattutto a De Brandi che va a saltare, potrebbe essere una in più per il Geraci.
Siamo all'81esimo, 0-0 ancora per sul giovane Castelbuono e Geraci. Parte il calcio d'angolo, colpo di destra da parte di Belecco ad allontanare il pane bianco, si rifugia da Coco, colpo di destra da parte di Garofalo, Pardo prova a salire, perde il controllo, quindi Geraci prova a ripartire, Garofalo, Jantus con la maestria, con la bacchetta di un professore, con la valigetta di uno che praticamente farà qualche altra categoria negli anni a venire. Naturalmente qui c'è da fare i complimenti regalato alla soluzione Castelbuono, un mediano, un play con grande carisma, e tanto Garofalo allontanato. Marenoso ora che si impenna, Belecco deve vincere sul contrasto di Belecco passa, Belecco palla allargata per Grandis che mette il pallone in mezzo verso Torres, il pallone tocca la traversa e poi Torres scivola, non c'è fallo secondo il direttore di gara che lascia giocare, viene contrastata, il Geraci prova a liberare, fallo per Arenoso, calcio di punizione, si è addentrato con tutte le forze Federico per fargli partire con il giallo, giustamente argentino, ex Sant'Angiolese tra le altre. Calcio di punizione per il Geraci, a battere Barbagallo. Partita testissima, 0-0. Vedere proprio perché sono questi i derby che piacciono, giocati fino all'ultimo, tensione alle stelle, soprattutto due squadre che giocano veramente bene a calcio, che sicuramente meriterebbero posizioni più ambite. Quello del Geraci si tratta di pane bianco un colpo alla faccia. E diciamo 84 minuti senza cambi per il Geraci, con i giocatori che praticamente si allenano da mezz'ora. Sono di loro, diciamo, 5 minuti al termine della gara, ricordiamo. Un po' guardiolano il gesto di Mirto, perché Guardiola è uno anche degli allenatori che tante partite le conclude senza fare nessun cambio. Vediamo adesso pane bianco se verrà sostituito. Al momento c'è la cifra di 10. Arenoso. C'è un errore però, Rofalo poi passa, Franchelli, allora Berga
cambia con Belecco. Ecco, va a cercare un po' da Torres, punto di destra da parte di Lopizzo, messa laterale per la super giovane Castelbuono, va a battere Grandis, il pallone per Belecco. Perché il pallone passa verso Pardo. Sì, verso Pardo che poi riesce a brigliare. Come Barbagallo che perde anche qualche manciata di secondi. Per andare poi in rinvio. Pressione Pardo. Il giovane Castelbuono andrà a battere Canofalo. Pardo, c'è fallo di mano, poco Jantus su Juarez, si gioca sullo stretto, palla per Torres. Torres che va a cercare profondità Pardo, buona qui la chiusura, messa laterale per il Geraci, battere Coco, lascia carico a Pane Bianco, l'ultima partita ben giocata. C'è un cambio per il Geraci, il primo della gara. Entra con la maglia numero 15 Fernandez ed esce con la maglia numero 10 Demora. Intanto qui un Pardo che Franchelli viene ammonito, verrà ammonito anche De Morra a questo punto. Sì, perché volevano i giocatori della Società Castelbuono accelerare il gioco, che De Morra uscisse dal fallo di fondo invece di far aspettare tempo. E diciamo che poi c'è stato un piripiglia, ma niente che. A parte Fernandez che si carica subito dalla rimessa laterale, pallone verso il suo omonimo. A battere non riesce a ripartire verso la porta. Fernandez l'ha decretato da 5 minuti, 4 minuti di recupero. Areno che vola, palla per Pane Bianco,
secondo e mezzo, Pennisi deve limitare, c'è fallo. Pennisi da centrone. Pennisi che ha preso un colpo alla testa. Negli ultimi minuti di gara, lezione alle stelle, passante, il derby, siamo al 92esimo, ne mancano 2 al termine, 0-0 per Super Giovane Castelluno e Geraci. Diverso epilogo del girone d'andata per la Super Giovane Castelluno, a rosso-blu. Sicuramente sono cambiate soprattutto sensazioni, poi il vento, diciamo, giocate con giocate molto spesso rallentate, passaggi che per fortuna non hanno una dell'altra parte, diciamo determinanti nella gara. Esimo, intanto Pennisi insieme a Giovagnoli. Cadere in campo in zona sintetica, in un tappeto diciamo consistente, tutti sono giù del caso, può essere anche importante, di conseguenza sa bene la Super Giovane Castelluno è tanto molto resistente, molto duro. C'è un cambio intanto per il Geraci, esce Cadagnoli ed entra la maglia numero 16, scusate, 16 Ferruzza. Va a portare palla a Renoso, sarà forse l'ultimo pallone, si sono persi 2 minuti, quindi l'arbitro molto probabilmente allungherà il recupero, il pallone per a cercare Giovagnoli, non è buono il tocco, e quindi man mano a questo punto guadagnato sia per entrambe le squadre, Geraci che si allontana ma non per troppo nella zona calda della classifica. Ancora c'è un po' da lavorare. Va a passare qui Pardo. Attenzione perché c'è di partenza da parte del Geraci. Conclusione. Intanto arriva il secondo giallo per Arenoso, espulso Federico Arenoso che ha fermato una promettente palla gol. C'è stata doppio giallo. Va a battere Giantus, scambio con Grandis,
Vabbè, ma a provare prima. Il giovane Castelbuono che adesso giocherà in 10. Credo che la partita sia veramente agli sgoccioli. Allora in profondità Fernandez deve uscire Grandis. Qui un fallo, ma c'è un'azione. Credo che questa sarà l'ultima palla della gara. Grandis, Garofalo, Jantus, corridoio a cercare Franchelli che non riesce ad agganciare, c'è poi Torres che prova a girarsi, finisce qui, finisce il tanto atteso derby delle Madonie, finisce con un pareggio tra Super Giovane, Castelbuono e Geraci che si sono divisi la posta in palio. Geraci che ancora deve fare un ultimo sforzo per salvarsi. Io sono Giuseppe La Russa e vi saluto e vi auguro una buona serata. Continuate a seguire il canale YouTube e Facebook di Sportisti. Per noi.